È stata rinviata al 15 ottobre l'udienza tecnica chiamata per l'ammissione delle prove nel processo a carico di Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria sospettata di aver finto di vaccinare i bambini tra il 2009 e il 2016, prima in Friuli Venezia Giulia, poi nell'USL 2 di Treviso. Le prime ad aver avuto dei sospetti sulla condotta della donna furono delle colleghe. Successive verifiche su un campione di bambini evidenziarono una parziale copertura vaccinale. Secondo l'accusa, l'assistente sanitaria avrebbe solo finto di somministrare le vaccinazioni ai bambini, accuse che la Petrillo ha sempre fermamente respinto, sostenendo di aver inoculato regolarmente le dosi. La donna, accusata di peculato, omissione dati d'ufficio e falsità in certificati, oggi non era presente in tribunale. Nella prossima udienza, filtro, saranno affrontate le questioni relative alla costituzione delle parti civili. In aula stamane un'associazione di consumatori e altre 3 famiglie hanno chiesto di costituirsi parte civile, oltre a quelle già presentatesi in udienza preliminare, ovvero le aziende sanitarie di riferimento, tra cui l'ULSS 2. Noi l'abbiamo chiesto perché comunque abbiamo sostenuto dei costi che poi sono i costi che sostengono i cittadini, perché la sanità ovviamente viene sostenuta dalle tasse dei cittadini, quindi era doveroso per noi costituirci parte civile anche dal punto di vista amministrativo, come hanno fatto i cittadini che sono stati, come dire, hanno subito il fatto di non aver avuto la vaccinazione per i propri figli.